Elenchi toponomastici nazionali. Si raccomanda che ciascuna autorità toponomastica produca e aggiorni costantemente gli elenchi dei nomi geografici standardizzati. La toponomastica non è un'ingessatura del territorio. Va aggiornata, la toponomastica va aggiornata. Era nelle linee guida degli organismi delle Nazioni Unite relativi alla toponomastica, all'uso della toponomastica a livello internazionale. E ora l'intervento di nuovo del sottoscritto per spiegare il ruolo del giurista in questo ambito, cioè nell'ambito della tutela delle minoranze linguistiche nazionali, facendo riferimento al professor Capotorti. Il toponimo, perché nel toponimo abbiamo detto la visibilità, ci sono, insomma, sapete più di me. E quindi, come abbiamo detto, il lavoro del giurista qui è il dato di fatto che il linguista, il geografo, anche lo storico, consegnano al giurista che non ne sa nulla e che può dire la sua opinione su questo versante, cioè se c'è questa volontà, quindi vedete che è una dimensione piuttosto strana, Capotorti mi ha chiamato per queste cose qua, cioè se c'è questa volontà di rappresentarsi come comunità, come abbiamo visto la definizione. E allora ecco qui toponomastica e standardizzazione, per esempio. Qui su questo versante è messo il tema del un solo luogo, un solo nome. Qui però penso che la colpa, se c'è una colpa del solo nome, no? Che poi vedremo alla Corte Costituzionale sul solo nome, non so quanto sia d'accordo, ma lo prendiamo come presupposto per spiegarci questo aspetto della standardizzazione, che secondo me deriva da un luogo. Questo è più che altro, secondo me, l'esigenza della geolocalizzazione, che è già stato detto, della standardizzazione, già è stato detto, con le nuove tecnologie digitali si può collegare con quelle cose bellissime che abbiamo visto sui digital e viene fuori, può venire fuori tutto, tutti i nomi possibili e immaginabili, la storia del nome, tutto può venire fuori, quindi poi magari... Ecco, passiamo alla relazione del professor Finco, professore ordinario all'Università di Klagenfurt, e ci parlerà del ruolo dei comuni nella determinazione dei cartelli di direzione con l'uso di toponimi standardizzati, con particolare riferimento alla lingua friulana. Comuni, frazioni principali, corsi d'acqua. E nello stesso articolo, l'articolo 11 di questa legge, ecco che è specificato che questi toponimi standardizzati devono avere la grafia ufficiale e l'esposizione o la realizzazione di cartelli o comunque di uso pubblico di questi nomi è soggetta al previo e vincolante validazione da parte, in questo caso non più dell'ONU, che nel frattempo era stato seguito dall'Agenzia regionale per la lingua friulana, l'ANREF. E quindi questo ha condotto al fatto che ci fosse l'esigenza di dar mano di nuovo a forme standardizzate, ma in questo caso diciamo con la specifica richiesta proprio dalla legge, consulenza o comunque coinvolgimento dei comuni locali. Quindi si è provveduto a una raccolta di informazioni, di raccolta di dati da parte dell'ANRE, di ciò che è stato pubblicato, di informazioni locali, ma poi le proposte dei toponimi friulani venivano, diciamo, inviate ai comuni per una loro presa di decisione. Ecco, passiamo alla relazione ancora del professor Cantile, che ci parlerà della standardizzazione e farà un esempio con riferimento alla standardizzazione di un omonimo, cioè di un nome. Molto stimolante, insomma, se non fosse un po' troppo giusto il termine, direi
suscitato veramente molto interesse in me. Ora, senza presentare una conclusione che rispetta al CERF, per carità, però l'idea che sono fatto in queste ultime ore è che grazie a tutti i contributi, ma qualcuno in particolare, io penso si possa tranquillamente confermare la necessità di una standardizzazione onomastica. Forse la spiegazione più efficace ce l'ha fornita Dell'Aquila. Professor Dell'Aquila dell'Università di Milano. Proprio con il suo intervento simpaticamente provocatorio, stimolante, simpaticamente. L'ho apprezzato molto, credo di non essere stato l'unico ad apprezzarlo. In pratica ci hai spiegato perché non se ne può fare a meno di una standardizzazione, proprio per quelle motivazioni che tu hai elencato una dietro l'altra. Fa riferimento personale adesso il professore. Era stata appena partorito, insomma. Il professor Cantile fa un riferimento suo personale. Di un bambino che salva il nonno morente. Relativamente al suo nome. Pietro. Resta un po', come dire, affascinata da questo personaggio e quando mi portano in chiesa a battezzarmi, mi battezzano come Andrea Pietro, e siccome vengo battezzato nella chiesa della Madonna di Nazareth, posto sotto la protezione di Maria, quindi il mio nome completo è Andrea e Maria Cantile. La necessità di evitare gli equivoci, avvertita dai miei genitori, fa sì che nella standardizzazione del mio nome all'anagrafe io venga registrato esclusivamente come Andrea Cantile. Ecco un esempio della standardizzazione, diciamo, amministrativa. E passiamo all'intervento della dottoressa Laura Sgobin, che parla a nome dell'Ufficio per la lingua slovena della regione Friuli Venezia Giulia. Sloveni in Italia, di cui parlerà nel dettaglio la collega, che sta in realtà avviando i propri lavori, e da questo convegno, devo dirvi, abbiamo tratto moltissimi spunti interessanti per il lavoro che ci apprestiamo a fare. E un'altra cosa che non posso non ricordare è un altro gruppo di lavoro al quale abbiamo dato vita nell'ambito di un progetto Interreg, un progetto transfrontaliero che ha visto il coinvolgimento dell'Agenzia regionale per la lingua friulana, quindi l'ARLEF, e la partecipazione di illustri esperti della materia topografica qui presenti in sala, il professor Finco, il professor Cevolin e anche il professor Cantile come osservatore, che era volto a uno scambio di buone prassi e informazioni tra le comunità, la comunità slovena nel Friuli Venezia Giulia, quella friulana, ma anche la comunità italiana in Slovenia, che ha gli stessi problemi. E quindi un'esperienza davvero straordinaria che secondo me è l'inizio di qualcosa di molto più grande. E per quanto riguarda la... Ecco la dottoressa Laura Sgobin, e passiamo all'intervento di un altro professore dell'Università di Udine, il professor Federico Vicario, linguista, professore ordinario dell'Università di Udine, e ci parlerà del fatto che il linguista tendenzialmente è piuttosto refrattario all'idea di standardizzazione, perché il linguista lavora con la complessità e le differenze dei nomi e quindi ha qualche difficoltà nella standardizzazione. E ora idealmente diamo la parola al professor Federico Vicario, professore ordinario dell'Università di Udine.
ci parlerà dei dubbi del linguista nella standardizzazione. Normalizzazione sulla quale nessuno è d'accordo, naturalmente, e che non abbiamo neanche capito come fare. No, diciamo l'osservazione è solo questa, che il linguista, no, per sua struttura, per sua categoria, no, per sua formazione, lavora chiaramente con la varietà e con la pluralità, con il cambiamento, col mutamento, con l'evoluzione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo, diciamo, dentro di noi sia questa dimensione del cambiamento storico, del contatto linguistico, della pluralità delle realizzazioni, eccetera, eccetera. Quindi io credo che veramente la soluzione friulana a questo problema della, tra virgolette, standardizzazione e normalizzazione sia quella migliore, nel senso di affidare ad un ente pubblico, ad un ente amministrativo, quella che è una soluzione sulla quale nessuno è d'accordo, e noi linguisti che siamo contrari, diciamo, cioè che siamo intimamente contrari a questa cosa qui, possiamo dare la colpa a qualcun altro. Ecco, quindi io penso che sia una soluzione migliore, ma questo per dire che naturalmente quello che è il livello della cosiddetta normalizzazione, sì, è una cosa che non appartiene alla linguistica. Normalizzazione. Ecco, ora passiamo a Luserna, dove siamo come convegnisti, siamo andati in visita. Luserna è una realtà cimbra, quindi germanofona, ma con la variante cimbra, anche se ci sono dei dubbi sul riconoscimento proprio al popolo dei cimbri di questa variante. Comunque ci sono parecchie caratteristiche di variante e di identità particolarissima di Luserna. Ne vediamo una attraverso il richiamo ai toponimi dei cognomi, non ai toponimi ma ai nomi toponimi delle donne, diciamo, delle madri, per quanto riguarda la trasmissione del cognome, e poi anche vedremo il richiamo a un parlamentare, prima nel Parlamento di Vienna e poi nel Parlamento italiano, che ha combattuto moltissimo, un parlamentare di Luserna, avvocato, professore di diritto dei popoli all'Università di Klagenfurt, è rettore dell'Università di Klagenfurt, che ha lottato molto per il Sud Tirol e diciamo, è proveniente da Luserna. Vedere annuale. Ecco, richiamo